I fondi del PNRR non vengono investiti. Gli esempi del ghetto di Borgo Mezzanone e la deindustrializzazione. Secondo il dossier La convivenza con cani e gatti, il valore sociale ed economico, avere un animale domestico costa più di 600 euro all'anno. I prezzi di uova e colombe continuano ad aumentare, nonostante i ribassi delle quotazioni del cacao. Le aperture nei festivi non aumentano l'occupazione né hanno reali benefici per il sistema, scaricando il peso sui lavoratori. Borgo Mezzanone è uno dei ghetti più grandi d'Europa, un luogo dove sono stipati migliaia di migranti che consentono all'agricoltura di andare avanti, ma che non godono di alcun diritto. Questo governo ha perso un'occasione importante, c'erano centinaia di milioni di euro stanziati proprio dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza proprio per affrontare questa situazione, perché come è noto questi non sono lavoratori stagionali, sono ormai lavoratori e sono persone che servono per far funzionare anche il sistema dell'agricoltura qui. La situazione economica italiana continua a peggiorare e nonostante gli annunci trionfali, il nostro paese vive una deindustrializzazione. Il governo ha il dovere di intervenire per salvare il sistema industriale nazionale. È sotto gli occhi di tutti il processo di deindustrializzazione che è in atto. E cioè in Italia si stanno producendo meno di 400.000 auto all'anno quando la capacità produttiva è 1,5 milioni. È necessario che ci sia la convocazione di un tavolo e che si definisca un piano industriale serio. Di questo oggi discuteremo anche con i lavoratori e anche in questo caso noi stiamo denunciando la latitanza in realtà del governo su queste materie. Per quello che riguarda Ilva è nota la nostra posizione. Noi pensiamo che c'è bisogno di un intervento diretto dello Stato dentro la gestione delle imprese. Quale azienda italiana è stata la prima ad avere una CEO donna? Ferrero, Luxottica, Stellantis, Itatel. Maria Isabella Bellisario, detta Marisa, è stata una delle più importanti dirigenti d'azienda italiane. Dopo alcune esperienze internazionali, nel 1981 sale alla guida di Italtel, allora in grave crisi. Con un piano di ristrutturazione e un forte rinnovamento manageriale, rilancia il gruppo in pochi anni, raddoppiando il fatturato e riportandolo in attivo. Nel 1986 viene nominata Manager dell'anno. Il dossier La convivenza con cani e gatti, il valore sociale ed economico, commissionato dall'AV e realizzato da Ref Ricerche, fotografa un'Italia in cui la spesa per la cura di cani e gatti sfiora i 7 miliardi di euro l'anno, con oltre 600 euro medi per animale tra alimentazione e cure veterinarie. Una cifra che in molti casi trasforma la compagnia di un animale in un lusso. Non a caso quasi una persona su 4 rinuncia ad accoglierne uno per timore dei costi e 1 su 10 è stata costretta a separarsene per ragioni economiche. Eppure la pet economy resta un settore tutt'altro che marginale, vale circa lo 0,4% del PIL e sostiene quasi 100.000 posti di lavoro. Negli ultimi anni, complice anche la pandemia, il desiderio di avere un animale in casa è cresciuto, ma allo stesso tempo sono aumentati i prezzi, soprattutto quelli del cibo. Una dinamica che il rapporto definisce pet inflation, con una A impennata tra il 2022 e il 2023. Eppure cani e gatti non rappresentano solo una voce di spesa. Diverse analisi mostrano effetti positivi sulla salute, soprattutto per gli anziani, con una riduzione delle visite mediche e un risparmio stimato per il Servizio Sanitario Nazionale fino a 4 miliardi di euro l'anno. Per questo il dossier propone un intervento fiscale mirato, ridurre l'IVA sugli alimenti per animali e azzerarla sulle prestazioni veterinarie, allineandole a quelle per le persone. Una misura che avrebbe un costo per lo Stato, ma compensabile attraverso il riordino dei sussidi ambientalmente dannosi. L'obiettivo è rendere sostenibile una convivenza sempre più diffusa e riconosciuta anche sul piano sociale, perché se il legame con gli animali è diventato parte della quotidianità di milioni di famiglie, il rischio è che resti un privilegio per pochi.
Pasqua è alle porte, ma non tutte le famiglie italiane potranno comprare un uovo di cioccolato ai propri figli. Questa è la situazione del paese reale, depurata dalla propaganda governativa, con l'inflazione che continua ad erodere gli stipendi delle famiglie italiane. Secondo il Codacons, infatti, nei supermercati e nei negozi alimentari, al netto di offerte e promozioni, si registrano ritocchi al rialzo rispetto allo scorso anno, che vanno dal più 6% fino a raggiungere per alcuni marchi il più 10%. Al chilo, infatti, il prezzo di un uovo di cioccolato di marca industriale può arrivare a superare nel 2026 i 77 euro contro i 70 euro dello scorso anno. A seconda della dimensione, della marca e della linea prescelta, il costo di un uovo di cioccolato venduto nelle catene della grande distribuzione va dai 7 fino ai 22 euro. Va meglio per le colombe, per quelle classiche i rincari rispetto allo scorso anno si attestano attorno al più 3%, con i prezzi medi di quelle industriali che variano tra 5,40 e 15,90 euro. Quelle farcite invece costano di più, tra 8,50 e 19,90 euro. Un giro d'affari, quello delle uova di Pasqua e delle colombe, che vale in Italia oltre 600 milioni di euro annui. Gli aumenti delle classiche uova al cioccolato si registrano nonostante le quotazioni del cacao siano sensibilmente diminuite a circa $3.300 la tonnellata contro il record di $12.000 di fine 2024. È l'aprile 1915. A Torino un operaio si dirige a piedi verso lo stabilimento Fiat di Via Dante. Il clima è mite, ma soffiano venti di guerra. Da quasi un anno, le potenze europee si sfidano sui campi di battaglia e già da tempo non si producono più auto, ma motori per l'industria bellica. La CGIL insiste nel chiedere di mantenere l'Italia neutrale, mentre l'aria che si respira è quella di un paese pronto all'intervento bellico. E infatti, il 24 maggio 1915, il governo italiano dichiara guerra all'impero austro-ungarico. Nonostante la voce dei lavoratori che chiedono la neutralità, diventa un paese belligerante e le industrie devono adeguarsi di conseguenza, trasformando profondamente il sistema produttivo. Con l'istituzione del Sottosegretariato per le armi e munizioni, lo Stato assunse il coordinamento della produzione bellica. Le principali imprese private furono dichiarate stabilimenti ausiliari e sottoposte a controllo militare. Le fabbriche aumentarono rapidamente la produzione di armi, munizioni e materiali strategici. Gli operai vennero vincolati a una disciplina speciale, con forti limitazioni al diritto di sciopero. La mobilitazione rafforzò il legame tra Stato e grande industria, segnando una svolta nei rapporti economici e sociali dell'Italia liberale. La CGIL, così come il Partito Socialista, assunse una posizione di compromesso, riassunta nella formula né aderire né sabotare, tentando di tutelare i lavoratori senza ostacolare direttamente lo sforzo bellico, anche per evitare la militarizzazione sindacale. Nel corso degli anni di guerra dovette gestire la difficile situazione dei lavoratori inquadrati nelle fabbriche ausiliarie, spesso operando in clandestinità o attraverso le commissioni interne. La CGIL visse la guerra come un momento di grande difficoltà, divisa tra l'ideologia pacifista e la necessità pratica di proteggere la classe operaia in un contesto di repressione, preparando il terreno per la forte crescita organizzativa del dopoguerra. Da oltre 15 anni nel commercio italiano, domeniche e festivi sono diventati giorni di lavoro qualsiasi. La liberalizzazione totale degli orari, introdotta con l'idea di aumentare consumi e occupazione, ha invece prodotto effetti molto diversi. Oggi, mentre in Parlamento giacciono diversi disegni di legge per regolamentare le aperture, Filcams, CGIL e le altre sigle sindacali chiedono di riaprire il confronto e avviare finalmente una discussione concreta. In una lettera alla Commissione Attività Produttive della
della Camera, le organizzazioni sottolineano come l'estensione degli orari abbia aumentato turni e carichi di lavoro, fino a coprire l'intero anno con aperture anche continuative. Una trasformazione che ha inciso profondamente sulla vita delle lavoratrici e dei lavoratori, rendendo sempre più difficile la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi personali. A fronte di questo, non si sono registrati né un aumento stabile dell'occupazione né miglioramenti economici significativi. Al contrario, la competizione tra imprese ha spinto tutti ad aprire per non perdere clienti, con un aumento dei costi e senza reali benefici per il sistema. Anche gli obiettivi dichiarati dalle liberalizzazioni, più consumi e maggiore competitività, non hanno trovato conferma. Per questo i sindacati chiedono una revisione della normativa, con limiti alle aperture festive e la possibilità per i territori di programmare quelle domenicali solo quando necessario. L'obiettivo è superare un modello che ha scaricato i costi dell'organizzazione del lavoro su chi opera nel settore, senza produrre vantaggi diffusi. Arriva a domicilio per chi non può muoversi il nuovo servizio dello SPI CGIL di Pavia. La campagna Arriviamo diritti da te, partita a febbraio, si rivolge a iscritti e non iscritti con aiuto concreto. Volontari disponibili a incontrare le persone direttamente a casa, su appuntamento in totale sicurezza. Un'iniziativa che nasce da un territorio segnato da solitudine e redditi bassi, con oltre 90.000 famiglie unipersonali e più di 55.000 pensionati sotto i 1.000 euro. L'obiettivo è far emergere i diritti inespressi e offrire supporto a chi rischia di restare ai margini. L'industria europea è in crisi, ma le politiche dell'Unione e dei singoli paesi non tengono conto di questa situazione che rischia di far arretrare ulteriormente l'economia del continente. Siamo qui perché la Commissione europea e il Parlamento europeo devono prendere atto che le scelte che hanno fatto sono state scelte che stanno distruggendo l'industria in Europa, stanno distruggendo il lavoro. Noi abbiamo manifestato il 5 febbraio dell'anno scorso da tutta Europa perché c'è un'unità delle lavoratrici e dei lavoratori per cambiare le politiche europee. Sta crollando la produzione industriale europea, tutti i settori più importanti stanno entrando in crisi, dall'acciaio alla chimica alla manifattura. Siamo veramente in una situazione difficile e quello che stiamo tentando di far capire è che siamo dentro una battaglia che dobbiamo assolutamente vincere, perché rischiamo che vengano meno le fondamenta stesse della costruzione dell'Unione Europea. Per fare la transizione servono i lavoratori. Per fare la transizione e rendere più il pianeta e la nostra Europa un posto migliore, serve un lavoro di qualità, serve un lavoro con diritti, serve aumentare i salari. La Commissione europea invece ha scelto di spendere le proprie risorse in riarmo dei singoli paesi. Noi abbiamo bisogno invece di innovazione, ricerca, sviluppo dell'industria civile. Il Ministero degli Affari Esteri apre le porte alla carriera diplomatica con il concorso 2026 per 35 segretari di legazione in prova. Una selezione rivolta agli under 35, con laurea magistrale e che offre la possibilità di lavorare in ambito internazionale, tra sedi centrali e rappresentanze all'estero. Le candidature vanno presentate online entro il 27 aprile. Il percorso selettivo prevede una prova attitudinale con quesiti su relazioni internazionali, diritto, economia e lingua inglese, seguita da esami scritti e orali. Tra i requisiti ci sono cittadinanza italiana, idoneità psicofisica e assenza di condanne incompatibili con l'impiego pubblico. Prevista anche una quota di posti riservata al personale già in servizio alla Farnesina. La domanda va presentata tramite il portale concorsi del Ministero.
Non è solo la probabile frenata dei consumi provocata dall'impatto dei rincari sui bilanci delle famiglie a preoccupare le imprese. A rendere più pesante il quadro è anche l'aumento dei costi operativi. Nei 18 giorni successivi allo scoppio del conflitto in Iran, i prezzi all'ingrosso di elettricità e gas sono saliti rispettivamente del 24% e di quasi il 33%. È l'allarme lanciato da Confesercenti, che ha elaborato una simulazione sugli effetti dei rincari registrati nelle ultime settimane sui mercati energetici. Se questi livelli dovessero mantenersi fino alla fine dell'anno, per le PMI del commercio, del turismo e dei servizi, la bolletta energetica potrebbe salire nel 2026 a 3 miliardi e 800 milioni di euro, 880 milioni in più rispetto al 2025. L'aumento della spesa media è di quasi 1.500 euro ad attività, con grandi differenze tra i comparti. L'incremento stimato è pari a 2.700 euro per un supermercato, 529 euro per un mini market e 109 euro per un piccolo esercizio al dettaglio non alimentare, mentre arriva a 1.010 euro per un bar, 1.830 per un ristorante, 2.723 per un albergo di 30 camere. Naturalmente questi aumenti si riverseranno sulle famiglie italiane, che già da anni vedono i loro stipendi erosi dall'inflazione, e le vacanze, che già per molti erano un miraggio, saranno sempre più un lusso per pochi. Un allarme vero e proprio, anche perché il settore turistico in Italia è un pilastro e senza la domanda interna perderebbe una fetta consistente del suo giro d'affari. Le vittime del dovere sono lavoratori pubblici, soprattutto di forze armate, polizia e soccorso, che hanno subito morte o gravi invalidità in servizio o per cause ad esso collegate. Se sei una vittima del dovere, un soggetto equiparato o un familiare superstite, oggi puoi avere l'esenzione totale dall'IRPEF su tutte le pensioni, chiedere il rimborso delle tasse pagate negli anni passati ed essere esentato anche dalle imposte locali. In passato l'esenzione IRPEF si applicava solo alla pensione collegata all'evento che ha dato origine al riconoscimento di vittima del dovere. Ora si estende invece a tutte le pensioni derivanti da assicurazioni obbligatorie anche se non legate a quell'evento. L'INPS sta aggiornando le procedure. Sarà fondamentale presentare una dichiarazione dei redditi integrativi e una specifica domanda di rimborso. Per maggiori informazioni sugli effetti delle nuove disposizioni è possibile rivolgersi alla sede CAF CGIL più vicina. 2 persone su 3 non si sentono all'altezza del proprio capo o dei colleghi e vivono sotto una pressione costante a performare. Secondo un'indagine Uno Bravo su 1.700 lavoratori, il 67% mette il lavoro prima della vita privata e l'82% prova senso di colpa per non aver fatto abbastanza. Tra chi ha figli, quasi la metà denuncia di sottrarre tempo alla famiglia. Non sorprende allora che l'85% abbia pensato di lasciare il lavoro e 1 su 2 lo abbia già fatto. È il riflesso di una cultura che spinge oltre i limiti e che incide profondamente sulla salute mentale. Il burnout, riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come fenomeno legato al lavoro, colpisce soprattutto tra i 25 e i 44 anni, nel pieno delle responsabilità professionali e personali. Anche il Censis rileva che per quasi un italiano su 2 il luogo di lavoro dovrebbe promuovere attivamente il benessere psicologico. Le risposte iniziano a emergere anche sul piano delle politiche pubbliche. Il Piano Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030 prevede nuove risorse, mentre la legge di bilancio introduce fondi e incentivi per rafforzare il supporto psicologico sia nelle aziende sia nelle università, insieme alla conferma del bonus psicologo. Strumenti importanti, ma ancora insufficienti. Basti pensare che il bonus 2025-2026 riesce a coprire tra 6.300 e 7.000 persone a fronte di oltre 360.000 richieste. A Firenze, a Didacta 2026, la scuola digitale prende forma tra innovazione e sfide concrete. Il PNRR, con 17,59 miliardi destinati al programma Futura,
punta a trasformare gli ambienti di apprendimento in spazi flessibili e tecnologici. Acer ha portato laboratori immersivi dove sperimentare intelligenza artificiale, grafica e informatica, mostrando come l'intelligenza artificiale possa supportare docenti e studenti nella didattica quotidiana. Già oggi il 98% dei ragazzi tra 15 e 16 anni utilizza strumenti basati sull'intelligenza artificiale. Accanto a questo crescono soluzioni per una didattica più inclusiva. La sfida resta integrare tecnologia, sostenibilità e accesso, rendendo l'innovazione davvero utile nelle scuole. Oggi siamo qui per l'avvertenza TSD, un'avvertenza che ci vede impegnati oramai da più di un anno. Siamo arrivati forse al punto d'arrivo finale dove il Ministero ci ha convocato a seguito di una sentenza del Tribunale di Milano di novembre che ha definito un'azienda sostanzialmente in fase di liquidazione, in fase di concordato fallimentare. L'azienda è la Telco Soluzioni Digitali, appartenente alla Galassia Team e che oggi si occupa dell'installazione della fibra con una diffusione capillare dal nord al sud Italia. Nata nel 2020, è stata oggetto di una serie di cessioni che l'hanno portata fino al gruppo Telnet. Oggi abbiamo l'incontro col Ministero ed il commissario nominato dal Tribunale che ci renderà conto dell'analisi fatta sull'azienda, dello stato dell'arte. Un'azienda che in controtendenza col settore delle reti sta potenzialmente chiudendo nonostante ci sia lavoro e le altre aziende nei dintorni assumono personale. I dipendenti si sono ridotti da oltre 700 a circa 200, costretti da più di un anno alla cassa integrazione a 0 ore. Una soluzione proposta da SLC è quella di rivolgersi alle telco per sostenere i lavoratori con dei ricollocamenti. Chiederemo con forza, come sempre abbiamo fatto in questi ultimi 12 mesi, che ci sia una risposta, se non dal lato degli investimenti per poter far ripartire un'azienda, che oggi vediamo molto improbabile, ma che ci sia una risposta delle istituzioni congiuntamente con le aziende per dare una possibilità di ricollocazione a persone che hanno una qualifica professionale che oggi è richiesta. Servono investimenti e va ripensato il sistema in modo umano. Le transizioni industriali non possono scaricarsi sulle persone. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.